Amici e amiche di Diffusion, benvenuti all'appuntamento del mercoledì, questa sera con la puntata più fashion della settimana, Style, in compagnia della nostra coach di bellezza, Valentina. Questa è una settimana molto importante, si avvicina infatti San Valentino, anche se io sono una sostenitrice del San Valentino per tutto l'anno. Però per chi volesse prepararsi al meglio per quella serata, Valentina ci illustrerà un look davvero molto particolare, accattivante per le nostre unghie, con il nail art di San Valentino, nello specifico ve lo anticipo con dei gattini innamorati, e poi per quanto riguarda invece la rubrica della preparazione dei prodotti naturali, ci verrà illustrato come preparare uno shampoo con prodotti genuini, quindi anche per chi è un sostenitore dell'ambiente e dell'utilizzo di prodotti a basso impatto ambientale. Una puntata da non perdere, mi raccomando, restate con noi. Grazie Deborah per la linea, un saluto a tutti i telespettatori, buon mercoledì. Come vedete, insomma, ci stiamo avvicinando a San Valentino, quindi abbiamo decorato un po' lo studio con tutti questi cuori. Come dicevo, puntata un po' particolare, però prima di far entrare l'ospite, allora scambiamo un po' due chiacchiere con la stilista che, insomma, per chi si fosse sintonizzato già nelle scorse puntate dovrebbe già conoscere, perché Desiree ci ha fatto compagnia, adesso non ricordo bene l'occasione, tu te la ricordi più o meno? Sì, era un ballo, un gran galà. Ah, la ragazza sì, di Rimini, esatto. Elisa, ok, insomma dopo tante faccio un po' fatica a ricordarle tutte. Comunque di te mi ricordavo perché quel vestito verde adesso con quei fiori, sì, quel esatto, vestito ampio, che alla ragazza piaceva il verde, mi ricordo. Sì. Bene, allora dimmi un po' cosa state facendo a scuola la scorsa settimana. Linda mi ha detto della sfilata. Esatto, sì, abbiamo appena iniziato a vedere un po' l'argomento con gli insegnanti. Ma quindi chi è che decide cosa fare? Beh, decidiamo noi, loro ci danno delle indicazioni dove noi dopo dobbiamo fare le nostre ricerche, scegliere un po' tutto, i colori, i tessuti che andremo a utilizzare, e come poi sarà un lavoro di classe, quindi dovremo metterci d'accordo tutte quante. Quindi non è comunque un lavoro singolo, no, cioè nel no. senso ognuno propone un vestito? No, deve esserci un filo conduttore con tutti i capi che verranno realizzati. E quanti capi dovete? Beh, sarà una testa per quest'anno, e comunque sì, mettere d'accordo 15 persone non è mai così semplice. No, insomma. tutte donne immagino. Sì, esatto. Ma quindi a giugno mi ha detto, se non ricordo male, sì. ma quindi c'è di costumi? Sì, è proprio una vera sfilata dove passeranno insomma le modelle e sfileranno con i nostri abiti realizzati da noi. Ma costumi portabili o quelli? Solitamente guardo le sfilate, mi piace, però vedo sempre, non so, soprattutto vestiti, ma un po' strani, insomma, un po' importabili. Sì, diciamo. Alcuni sono portabili, diciamo, e altri invece sono più elaborati e particolari, insomma. Magari non da tutti i giorni. Esatto. Diciamo. Sì. Bene. Allora, l'ospite di oggi, prima di farla entrare, è un po' particolare, nel senso che è la stilista che ci ha fatto compagnia la settimana scorsa, quindi Linda ormai tu sei pratica, quindi senza vergogna, ciao. Allora, ovviamente Linda già la conosciamo, è una tua collega insomma, di classe, quindi non ti chiederò cosa fai nella vita perché già lo sappiamo, ma ti chiedo magari nel tempo libero, quindi oltre alla Secoli Next Fashion School, come si svolge la tua giornata? Ma diciamo che quando torno a casa al fine settimana, perché di solito sono a Bologna. Perché tu di dove sei? Io sono di Rimini. Questo ecco, vedi, no, a me non mi ricordo se me l'avevi detto, quindi sì. Tu ritorni giù? Sì, abito a Bologna durante la settimana, poi fine settimana torno a casa e spesso vado in discoteca perché mi piace molto ballare. Ah, ecco, vedi, si scoprono. Sì. Dai, con le mie amiche, insomma. Invece con il trucco, le unghie, come te la cavi? No, mi piace molto truccarmi, invece per le unghie sono un po' più negata. Vabbè, adesso vedremo cosa... Sì, a parte perché cioè, non ci do molto peso forse, cioè, mi piacerebbe, però penso magari più... Che sia più difficile oppure, non so... Sì, magari mi stufo ad aspettare che sia E poi magari una che sa disegnare come te, ti metti lì e disegni tutti i tuoi abitini, dovresti avere delle unghie sempre super. Sì, non so, a me piace più truccarmi, quello sì. Vabbè dai, allora tra pochi minuti. Allora, l'occasione qual è?
Così. È una cena con il mio fidanzato. Per San Valentino? Sì, per San Valentino. E niente, volevo sapere, cioè volevo vedere come... Metti alla prova la Sì, tua... una mia compagna di Sicuramente, di insomma, classe. sai come vestirti, su questo non c'è dubbio. Sì, però volevo vedere, avere un'altra opinione per... Vedere un altro outfit magari. Sì, esatto. Quello che pensi Ok. te magari non è lo stesso. Dici, ma Esatto. magari Desiree ha avuto un'idea Esatto, magari... migliore. Sì. Colori, lunghezza, corto, lungo, gonna, pantalone, lasciamo fare lei. Un po' più corto, magari, cioè sopra le ginocchia, non sotto. Poi sì, i colori... Scelgo io. Sì. Intanto la Volevo- conosci, insomma, Sì, qualcosa i adesso gusti li anche. sai. Allora io ti faccio accomodare nella tua postazione. E quindi insomma adesso finalmente siamo noi due, così magari ci conosciamo meglio, io ti do qualche dritta, quindi iniziamo con il trucco. Linda, allora eccoci nel nostro spazio make-up. Allora hai portato un po' dei tuoi trucchi, quindi insomma vediamo varie palettine, un po' di pennelli, tanti rossetti, forse ti piace caricare più le labbra o Ma dipende dall'occasione. solitamente Però, insomma ti trucchi Sì, mi tutti i trucco. giorni solo per le occasioni? No, solo nel fine settimana, dai, quando magari esco. Che hai qualche occasione? Sì. Quindi solitamente lasci respirare la pelle? Sì. Beh, fai bene, brava. Sei una delle poche, mi sa, che mi ha detto che si trucca solo per... Senti, in realtà dovrebbe essere così perché a meno che tu non utilizzi Sì. dei trucchi naturali, insomma, il trucco comunque va... Poi tu hai una pelle, insomma, mista, grassa, Sì. quindi andare a mettere sempre fondotinta su No, fondotinta non va tanto bene. Sì. Mi raccomando, sempre una skincare quotidiana, quindi insomma detergente, tonico astringente e vabbè, ovviamente cerco di darti Certo. i consigli, Fai bene. ma anch'io ce li ho, quindi li avevo, Sì. quindi insomma ho più o meno risolto. Allora partiamo dagli occhi, il primer non lo vedo, non lo no. usi, cosa No, utilizzi di solito? La crema, cioè una crema apposta per la mia pelle E sugli occhi? e sugli occhi. Cioè metti direttamente l'ombretto? Sì. E non noti delle pieghette magari a fine giornata? No, perché di solito magari metto una matita che mi tiene di più il trucco. Come base, dici? Sì, dello stesso colore dell'ombretto. Sì, sì, sì. Magari sfumo quello. No, ma infatti esistono certi ombretti, come ad esempio questo Sì, qui, esatto. che mi hai portato, non necessita del primer, perché comunque non va a finire nelle pieghette, Sì. però magari alcuni ombretti, come ad esempio questi qui, No. se applicati da soli, poi con il sebo della palpebra comunque creano le pieghette, dove è brutto quando chiudi No, gli no, occhi. no. Sì. Quindi allora, voglio fare un trucco sul rosa perché secondo me con gli occhi verdi marroni sta bene. ok. Quindi ti chiedo di guardare in camera, spostiamo, questi capelli sono lunghissimi, e applichiamo questo colore rosa su tutta la palpebra mobile. Quindi giriamo un pochino e lo applichiamo qui. Questi matitoni vedo che vanno alla grande, infatti anche la ragazza della scorsa settimana li aveva. Sì. Sono molto comodi, vero? Sì, infatti fanno benissimo, cioè funzionano molto bene. Poi sono insomma facili anche da portare in borsetta perché non si aprono, non No, ti sporchi. Sì, poi non devi neanche temperarli, cioè come magari le matite o Infatti cosa. questo giri. Sì. E poi dopo lo andiamo a sfumare con un pennellino piatto come questo, così insomma lo facciamo vedere. Questo è il pennellino che serve per sfumare gli ombretti sulla palpebra mobile. Giriamo un altro po'. E poi dall'interno dell'occhio lo mettiamo sulla palpebra mobile ed ha subito tantissima luminosità. Tu solitamente fai trucchi monocolore oppure No, diciamo che metto sempre quasi due colori. due colori? Sì. Anche rosa o solitamente toni un po' più scuri? Ma sì, dipende, cioè vado magari dall'oscuro verso, cioè dall'esterno che è più scuro e l'interno lo faccio più chiaro. Beh sì, giusto, deve essere così perché se tu facessi il contrario andresti a sì. incupire l'occhio. Sì. Per la piega invece lo voglio scurire con questo colore qua, che è insomma un tortora, insomma mi Sì. piace. Quindi lo prendiamo con il pennellino di Linda, prendiamo un pennello da piega, togliamo sempre l'eccesso e lo applichiamo come al solito qui, insomma facendo una diagonale, aspetta, ti facciamo vedere, ecco così, in diagonale qui e tiriamo in dentro e sfumiamo. Tu
le sopracciglia, le colori, No. le lasci così? Sì. Al naturale ti piacciono? Cioè, mi piacerebbero di più magari cioè, con la matita anche, per... Sì, magari potresti utilizzarne un po' magari qui all'attaccatura per dare, perché comunque le sopracciglia sono importanti perché incorniciano il volto. Sì, esistono delle matite insomma molto naturali. Bisogna scegliere comunque mai il nero, anche se si hanno i capelli neri, mai mi raccomando scegliere una matita per le sopracciglia nere perché va a indurire tantissimo lo sguardo. Quindi nel tuo caso prendere non una matita per bionde perché magari sarebbe troppo chiara e quindi magari poi diventano grigie, però una matita insomma per castane potrebbe andare bene. Ovviamente sempre sfumata su tutto il sopracciglio, anche se avete solamente come lei dei buchetti qui, mai mettere la matita solo qui, ma sfumarla sempre tutto lungo il sopracciglio, altrimenti abbiamo un effetto veramente finto e antiestetico. Insomma, continuiamo a sfumare. Applichiamo poi il mascara, questo qua. Sì. Questo qui è un po' finito. Sì. Devi un po' ricomprare un po' secco. Sì. Beh, però lo sapevi, quindi se ridi vuol No, dire no, che, sì, lo so. che lo sapevi. Quindi chiudi, applichiamo il mascara. Questo qui, non so se riusciamo a vedere, però ha uno scovolino curvo e questo serve proprio per dare una forma a C alle nostre ciglia, quindi insomma per incurvarle, perché noi le applichiamo da così e tiriamo su. Quindi mentre applico il mascara e un po' di matita nera, io lancio la mia prima rubrica e ci vediamo dopo. Oggi vedremo come preparare insieme uno shampoo naturale con la farina di ceci e il miele. Prima di iniziare con la preparazione volevo insomma spiegarvi un qualcosina riguardante gli shampoo che potete trovare in commercio. Tutti questi shampoo, adesso non volendo fare tutto un herbal fashion, non sono naturali e contengono al loro interno siliconi derivati del petrolio, ma soprattutto tensioattivi. Che cosa sono i tensioattivi? Sono degli agenti schiumogeni. Il principale tensioattivo che si trova all'interno degli shampoo tradizionali si chiama sodium lauryl sulfato. Questo ingrediente è di origine chimica e non va assolutamente bene per i nostri capelli ed è per questo che oggi voglio realizzare uno shampoo senza questi tensioattivi. Perché? Che cosa succede? Questo sodium lauryl sulfato produce tantissima schiuma, infatti quando noi ci laviamo i capelli ci accorgiamo che il nostro shampoo produce quantità enormi di schiuma. Infatti non so se molti di voi hanno già provato uno shampoo naturale o comunque non completamente chimico, ma la schiuma la si produce in maniera molto, insomma la schiuma è molto meno o addirittura assente. E voglio farvi capire che la quantità di schiuma che uno shampoo produce non è direttamente proporzionale alla capacità lavante dello shampoo, anche perché il tensioattivo principale, cioè questo SLS famosissimo che adesso vediamo dappertutto, infatti molte case cosmetiche stanno producendo shampoo senza il famoso sodium lauryl sulfato, fa sì insomma che il potere della schiuma vada oltre la detergenza del capello, cioè essendo così aggressiva, che cosa fa? Va a seccare la chioma, quindi magari possiamo trovare questa parte dei capelli molto secca e quindi magari poter trovare le doppie punte, oppure possiamo avvertire, non so, bruciore agli occhi, oppure cute irritata che ci dà prurito e nei casi magari più gravi, tra virgolette, possiamo notare secchezza nella zona della fronte e delle orecchie perché è la zona maggiormente visibile ed è la zona in cui noi solitamente andiamo a massaggiare quando ci facciamo lo shampoo. Quindi mi raccomando, state attente allo shampoo che scegliete, cercate di non sceglierlo con i tensioattivi chimici. Adesso molte aziende stanno producendo, come ho detto prima, shampoo con tensioattivi naturali e quindi diciamo che dei piccoli passi avanti li stiamo facendo. Questo shampoo che andiamo a fare oggi bisogna prepararlo di volta in volta perché non lo si può conservare non essendoci al suo interno dei conservanti. Allora, l'ingrediente principale è la farina di ceci, questa qui giallina, che trovate nel reparto delle farine al supermercato e ne andiamo ad aggiungere 2 cucchiai.
così. Poi prendiamo un cucchiaio di miele, così. A questo composto, come vedete, sono solamente 2 gli ingredienti, andiamo ad aggiungere un pochino d'acqua, insomma, per rendere il nostro shampoo più liquido. Ovviamente non è che andiamo a spalmarci sui capelli solamente la farina e il miele, altrimenti verrebbe tutto un appiccicaticcio che, insomma, mi rendo conto è un po' difficile da togliere. Quindi 1 e 2 cucchiai, mi raccomando, di acqua tiepida, e andiamo, insomma, a mescolare. Non preoccupatevi, insomma, se state pensando ma Valentina che cosa ci sta consigliando, perché se applicato con costanza, insomma, questo diventerà uno dei vostri shampoo abituali. La cosa che voglio dirvi è che la prima volta che magari proverete questo shampoo, il risultato non sarà come se applicate sui vostri capelli uno shampoo tradizionale. Perché? Perché questo shampoo, non contenendo al suo interno schifezze, dovrà dare il tempo ai capelli di disintossicarsi da siliconi, da derivati del petrolio, quindi le prime volte, insomma, i capelli devono abituarsi, quindi magari dopo 2-3 lavaggi i capelli, insomma, saranno come nuovi. La farina di ceci al suo interno contiene saponine. Cosa sono le saponine? Sono delle sostanze che fanno sì che i vostri capelli saranno puliti più a lungo. Infatti gli shampoo tradizionali contenendo siliconi fanno sì che i capelli si secchino e quindi si sporchino molto più in fretta. Infatti io prima dovevo lavarmi i capelli un giorno sì, un giorno no, invece grazie a questo shampoo riesco a tenere i miei capelli, nonostante siano grassi, puliti anche per 2-3 giorni. Quindi, insomma, mescoliamo e lo si applica, insomma, normalmente come uno shampoo. Adesso magari aggiungiamo un altro po' d'acqua, così vi accorgete che la consistenza sarà come uno shampoo normale. Quindi, insomma, lo applicate dopo aver pettinato i capelli da asciutti, poi, insomma, procedete al normale lavaggio. Se dopo volete applicare il balsamo potete farlo, mi raccomando sempre un balsamo naturale, altrimenti se andate a utilizzare un balsamo con siliconi avremo vanificato tutti i principi attivi del miele e della farina di ceci. Possiamo aggiungere a questo composto in maniera facoltativa o un cucchiaino di aceto di mele che, acidificando il capello, lo rende molto lucido, oppure, a seconda di varie problematiche, possiamo utilizzare menta nel caso in cui avvertiamo prurito, oppure rosmarino in caso di forfora, in caso di eccesso di sebo, limone o lemongrass, oppure in caso di cute sensibili alcune gocce di lavanda. Io spero di esservi stata utile con questo shampoo, provatelo e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao! Dopo aver completato gli occhi passiamo al viso, però prima facciamo vedere a casa che cosa abbiamo realizzato. Allora, abbiamo messo prima, un ombretto in stick come base sulla palpebra mobile, sfumato con un ombretto nero, e sulla base in stick ho applicato un pigmento rosa veramente molto luminoso e molto carico. Insomma, adesso non ti sei ancora vista, però è un trucco bello strong, insomma, però sugli occhi, sul tuo colore di occhi questa rosa sta veramente bene. Passiamo ora al viso. Allora, mi hai portato qui 2 fondotinta, il light e un medio. Solitamente quale utilizzi? Quello più chiaro. Quello più chiaro? Benissimo. Sì. Brava. Pensavo dicessi quello più scuro. No, l'altro più per magari l'estate, quando sono un po' più abbronzata, così. Bene, allora ne prendiamo un po' e lo stendiamo. Qui non vedo pennelli, quindi credo che lo utilizzi con le mani. Sì. Adesso prendiamo un pennello da lingua di gatto specifico per il fondotinta liquido e lo applichiamo, insomma, dal centro del viso. Piano piano. E lo sfumiamo bene. Vediamo un po' la prova del collo. No, mi sa che va bene questo. Sei stata brava. Sfumiamo. Belli questi orecchini. Li hai fatti tu? No. Ah. Un po'. Sai che comunque per la tua tipologia di pelle devi utilizzare dei prodotti senza olio? Sì. Li utilizzi? Sì, quello è il fondotinta che
comunque non ha l'olio, quindi... Eh no, perché comunque anch'io ho la pelle grassa e se utilizzassi un fondotinta a base di olio Sì. sarebbe veramente la fine. Sì, perché già da sola la pelle... Eh sì, la nostra produce. già si lucida, quindi se mettessimo un fondotinta a base di olio, quindi mi raccomando, se avete la pelle grassa, prendete sempre i prodotti con la scritta oil free e possibilmente insomma senza siliconi e senza tutte le altre schifezze. Quindi il primer tu insomma viso non lo utilizzi? No, cioè metto solo la crema, la utilizzo come base, dai. Sì, sì, infatti, perché insomma il primer non... No. Almeno io lo utilizzo poche volte, non tutte le volte. Altrimenti insomma avrei tanti brufoli, più di quelli che magari ogni tanto mi spuntano. La cipria sicuramente Sì, la sì, usi, è metto. d'obbligo. Come la utilizzi? Trasparente oppure colorata? No, di solito colorata. Mi raccomando, stai attenta perché questo fondotinta va bene, è il tuo Sì. colore, quindi se utilizzi una Cipria cipria più pesante colorata dopo ti stona e quindi dopo cerco di ti bacchetto subito. Quindi magari ti consiglio una cipria trasparente come questa qua, che comunque non altera il colore del fondotinta, è a base di silica, quindi assorbe il lucido e non rimane pesante sulla pelle. Ci sono alcune ciprie che appesantiscono e danno l'effetto mascherone, non è bello. Comunque il fondotinta deve dare sempre un'aria fresca, luminosa. Lo applichiamo con un pennello da cipria che qui non vedo, quindi prenderemo... Come l'applichi la cipria? Con quello lì? Sì. Quindi fai sia cipria che blush? Sì, faccio entrambe le cose. Cerchiamo di tenere i pennelli separati, va bene? Prendiamo un po' di cipria, togliamo l'eccesso, lo applichiamo insomma sul naso, sulla zona T. E già il fondotinta che rimaneva un po' bagnato verrà subito opacizzato. Cosa ci manca? Allora vediamo il blush, questo qua. Usi questo qua in stick, ti piace? Ti trovi bene? Sì, dai. Sì, magari è diverso Dai soliti. Mi raccomando, le creme con le creme e le polveri con le polveri. Sì. Ok? Allora prendiamo un po' di... Quindi questo qui va utilizzato, io non avevo visto che avevi un fondotinta in stick, quindi ho applicato prima la cipria, però mi raccomando questo va utilizzato dopo il fondotinta, perché è in crema, cioè in stick. Se fosse stato in polvere sarebbe andato dopo la cipria, adesso non avevo visto, credevo fosse il rossetto così guardando, quindi ho sbagliato. E ne applichiamo, guarda sempre là, un pochino, no, un po' più dritta, sulle guance qua. Questo qui insomma applicato direttamente con le dita si sfuma molto bene. Ne prendiamo un altro po', mettiamo un po' di qua. La terra invece non la utilizzi? No, Poco. solo magari d'estate se proprio, però d'inverno no. Sì, infatti il blush insomma solitamente va bene. La terra magari la si utilizza per fare il famoso contouring, quindi fare i chiaroscuri se dobbiamo minimizzare dei difetti, però insomma nel tuo caso direi che non ce ne sono, quindi va bene. Infine come rossetto allora, questo qua, un fucsia scuro. Sì, quello è un po' più... Questo è un po' più rosso? Sì. Non c'entra. No, un po' ciliegia. Non c'entra molto. Magari utilizziamo questo, però lo utilizziamo magari picchiettato sulle labbra, perché secondo me, avendo già gli occhi carichi, dopo faremo un po' troppo. E quindi magari lo utilizziamo proprio picchiettato sulle labbra, in modo che non sia così carico. Un po' così, si gira un po'. E poi magari con la punta delle dita proprio lo stemperiamo, giusto da far vedere che il rossetto c'è, però non così carico. E poi magari, qui non vedo, però magari potresti applicare solo un gloss proprio al centro delle labbra per dare un effetto volume. Per il resto, insomma, diciamo che questo cos'era? Una matitina? Sì. Un contorno labbra? Sì. Però no, questo colore direi che non va bene. Questo qui? È un rossetto, un po' più chiaro quello. No, diciamo che questo qui va bene. Sì.
Bene, allora insomma direi che il trucco è completato, quindi insomma io lancio la pubblicità e ci vediamo dopo.